Amiche e amici, buonasera, benvenuti alla settima puntata di Mani e Fuori, anno secondo, la trasmissione di TV7 Triveneta interamente dedicata al volley. Vi anticipo che sarà una puntata particolarissima, non vi svelo nulla, ma dalla seconda parte avremo un ospite davvero straordinario che si aggiungerà a già quelli straordinari di questa sera. Comincio come sempre a presentare la squadra ospite che è la Zedra Don Bosco di Padova, un bel applauso ragazze, una delle società storiche della nostra provincia, la conosceremo nella terza parte come sempre e capiremo cosa stanno facendo, quali sono i loro progetti, quali sono i loro numeri di quest'anno. Ma abbiamo davvero degli ospiti straordinari anche a livello di parterre des rois, come lo chiamo sempre. Comincio con il centrale della Fidia Padova, Andrea Semenzato. Ciao Andrea. Una delle anime della società, lui è quello che si occupa delle trasferte, vive a ridosso della squadra e questa sera gli chiederemo, eccolo qua, Sandro Caporese, applauso, l'abbiamo già inquadrato. Gli chiederemo cosa sta succedendo a questa Fidia Padova, quali sono gli umori anche dello spogliatoio, lui che vive veramente a stretto contatto con tutti i giocatori. E poi abbiamo dal mio punto di vista un mostro, un mito della pallavolo, un mostro sacro della pallavolo internazionale, Ljubomir Travica. Ciao Ljubo! Ciao, grazie. Io ho iniziato a seguire questa squadra tantissimi anni fa, Ljubo giocava, a quei tempi io ero già un ragazzino, insomma poco più che ragazzo, poi è stato un grandissimo campione, è diventato un grandissimo allenatore. Questa sera abbiamo davvero il piacere finalmente di averlo qua, perché negli anni scorsi Ljubo allenavi in giro per il mondo e non potevi essere a Padova, per cui poi parleremo con te di tante cose. Benissimo. E poi come sempre abbiamo uno dei soci della Pallavolo Padova che questa sera abbiamo il piacere di avere, Francesco Gerotto. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti, salve, buonasera. Bene, come vi dicevo, puntata un po' speciale, specialmente dalla seconda parte, ma non vi svelo nulla, vi voglio tenere lì tutti davanti al televisore per vedere cosa succede tra poco. Noi come sempre andiamo con ordine, andiamo ahimè a vedere e a commentare l'ultima sconfitta della Fidia Padova. Come sempre cominciamo con i risultati dell'ultimo turno, prego la regia. Eccoli qua, successo esterno di Cuneo per 3-1 a San Giustino, Itas che batte la CMC Ravenna 3-0, Lube Macerata Casa Modena 3-1, successo al quinto set dopo che era stata sotto 2-0 di M Roma Volley su Andreoli Latina, successo esterno bello, brillante della Sisli Belluno per 3-0 in casa dell'Acqua Paradiso Monza Brianza, successo netto, torna alla vittoria in maniera convincente la squadra di Angelo Lorenzetti, cioè la Copra Piacenza sulla Marmilanza Verona per 3-0 e ahimè la sconfitta casalinga piuttosto bruciante della Fidia Padova che ha perso in casa 3-0 con la Tonno Calipo di Vibo Valencia. Per una classifica che andiamo subito a vedere. Eccola, Itas in testa con 18 punti, segue a una lunghezza la Brebanca Cuneo, a 16 c'è la Lube Macerata, a 14 Casa Modena, a 12 veramente sorprendente questa Tonno Callipo assieme alla Sisli Belluno che si è ripresa dopo un avvio difficile, a 11 punti ci sono Monza Brianza e Andreoli Latina, a 10 l'M Roma Volley. Le zone calde riguardano la Marmilanza Verona a 8, la Copra a 7 che si sta riprendendo al penultimo posto a parità. Energy San Giustino e Fidia Padova chiude la classifica la CMC di Ravenna ad un punto. Questo come sempre per partire, per avere degli argomenti di discussione. Io comincio subito a far intervenire Andrea Semenzato. Andrea, ci si aspettava molto da questa partita con Vibo, Montagnani alla vigilia l'aveva annunciato come una partita quasi di svolta, e invece cosa è successo Andrea? Ma anche noi ci aspettavamo molto da noi stessi, pensavamo di invertire un po' la rotta dopo la sconfitta con Modena in casa e dopo la partitaccia fatta a Belluno, e credo che proprio sia stata la partita di Modena a scatenare un po' insomma, un po' di malumore tra di noi. E, sì, era una buona chance, il primo set è stato in lunga parte condotto da noi. E niente, poi come è accaduto già con Belluno e anche con Modena abbiamo subito una rimonta e noi soffriamo particolarmente le situazioni di punto a punto, e soprattutto in queste due ultime gare insomma siamo stati penalizzati in questa cosa, però ecco io vorrei essere ottimista e pensare che insomma, con il prosieguo del campionato riusciremo a sollevarci sicuramente. Sandro, poi sentiremo anche il pensiero di Paolo Montagnani su questo. Intanto vediamo qualche immagine della partita appunto con la Tonno Callipo. Più un problema tecnico in questo momento, nelle fasi decisive, poi sentiamo cosa dice Montagnani, ti interrogo, o più un problema di atteggiamento e quindi mentale? Ma non lo so, forse tutte e due. La svolta della partita di
di domenica secondo me è stato proprio il primo set, perché se noi andiamo a analizzare, come penso dirà Paolo dopo, perché ne abbiamo parlato anche finito la partita, noi sul 20-18 abbiamo avuto la palla di poter andare 21-18 e non siamo riusciti a concretizzarla. E come non eravamo riusciti a concretizzare i famosi 3 match ball con Modena. Sono cose che possono succedere. Io non ne farei effettivamente un dramma. Anche perché diciamo che durante la settimana questi ragazzi si allenano molto bene, stanno lavorando molto bene. Io sentivo la gente che si lamentava, ma sbagliamo tante battute. Sì, è vero, però se noi vediamo gli allenamenti e Semme potrebbe essere buon testimone, durante gli allenamenti c'è della gente che tira delle cannonate, che è una cosa che... Perché in partita non lo fanno? Ma in partita non lo fanno, secondo me lo abbiamo fatto in determinate partite. Le ultime 2 partite, questa di Belluno e con Tonno Calipo, non siamo riusciti a esprimere effettivamente il nostro gioco. Se non ricordo male, con Modena mi sembra che abbiamo fatto qualcosa come 9 o 10 ace, per cui quando la nostra battuta è entrata abbiamo messo in difficoltà la ricezione e tutto il gioco nostro ha girato in maniera completamente diversa. Si parte sempre dalla battuta. Beh, tu sai meglio di me che il fondamentale, il principale è proprio quello. Ecco, prego la regia anche di preparare il contributo di Paolo Montagnani per sentire proprio il coach bianconero come si è spiegato, come spiega questa sconfitta. Prego le immagini. Ma lo spieghiamo semplicemente. Vibo ha giocato una grande partita, Vibo è più forte di noi, però noi non abbiamo giocato secondo me in maniera continua bene. Alcuni sprazzi di buon gioco ci sono stati, altri no. 20-18 nel primo set, lì è stato il crocevia di tutta la partita. Esatto, però lì non sono problemi psicologici, problemi di approccio, quelle cose che si dicono di cattiveria. Lì è stato un problema tecnico perché non abbiamo messo, pur essendo avanti, il pallone in terra contro una linea, comunque un buon turno di servizio di Vibo. E poi è mancata la reazione nel secondo con una ricezione al 30%. Sì, poi abbiamo subito ricezione, più che altro secondo me una grossa differenza è stata che noi non abbiamo battuto come possiamo e come dobbiamo, perché comunque Vibo, tenuta lontano dalla rete, è una squadra, con la ricezione vicino alla rete è un'altra. Noi abbiamo dei turni di battuta su cui abbiamo costruito questa squadra, se questi turni di battuta non ci sono soffriamo, unito al fatto che poi ci sono degli errori veramente stupidi di mancanza di aggressività, e torno a ripetere questa mancanza di aggressività di giocatori che non possono sbagliare il servizio. Alla fine in A1, come vediamo, si paga tutto e in contanti. Lupo, si paga in contanti in A1, quello che ha detto. Ti trovi d'accordo con quello che dice Montagnani? Assolutamente d'accordo, perché queste nuove regole, come stiamo parlando da 10 anni, purtroppo si perdono cose su cose, tante volte anche su cose banali, tra virgolette banali, perché credo che e proprio questo lavoro oscuro ti può comportare e portare qualche punto in più, soprattutto in situazioni che spesso tante squadre hanno diversi problemi, soprattutto tecnici e anche mentali, fine del set. Dopo il 20 è una squadra, fino al 20 un'altra. Qui sono tante squadre che hanno questo problema. Io purtroppo ho visto solo una partita e vedo che fino a 18-20 giocano spesso e volentieri molto bene. Dopodiché, non lo so, questo mi possono confermare, non posso essere giudice di questo, in senso che ho visto poche partite, per cui come si allenano queste situazioni? Tu che sei un allenatore di grande livello. Sicuramente ci vuole molto tempo, tanta pazienza, ma soprattutto una cosa che mi è sorpresa, un spunto di una parola, malumori del spogliatoio di Simenzato. Credo che in queste squadre è fondamentale questa sincronia o gruppo, più che cose tecniche. Sicuramente che una squadra tecnicamente ha i suoi problemi, una squadra che almeno dal mio punto di vista si deve salvare, per cui credo che il gruppo deve fare differenza. Se ci sono qualche problema che non conosco, però mi attacco su questa una parola che ho sentito prima, sicuramente lì forse bisogna riflettere e cercare più su questa strada di trovare via di uscita. Credo che anche altre 3-4 squadre non sono molto più forti di Tu che impressione hai di questa squadra? Perché è vero che hai visto forse poche partite, però è anche vero che hai un bel quadro del campionato italiano. Sì.
purtroppo tramite internet, però a vivo ho visto poco perché è difficile da fuori giudicare le cose. Credo che gente vive tutti i giorni, quotidianità, devono e possono sapere di più. Noi da fuori diventiamo come tifosi, possiamo dire ognuno sua, però tante volte non zecchiamo vero problema. Però io torno su questa parola, non so quanto è vero o meno, però credo che un punto di partenza potrebbe essere questo. Cosa sta facendo la società o come vi state comportando, come state vivendo, Gerotto, all'interno della società in questo momento difficile, forse anche previsto alla vigilia, però sempre difficile da vivere, no? Dopo un campionato esaltante come quello dell'anno scorso? Ma certamente noi evitiamo di metterci nell'aspetto tecnico perché non è un problema che noi possiamo andare a intaccare. Cerchiamo di dare fiducia al massimo a tutta la società, specialmente ai giocatori, capire che capiamo che al momento non riescono a dare quello che potrebbero dare, perché sicuramente possono dare molto di più di quello che stanno facendo adesso. Specialmente quello che si legge anche il problema del posto 4, che non avrei mai pensato ci fossero problemi sul posto 4, le bande, mentre al momento adesso abbiamo dei problemi, ma secondo me è solo un problema questione attuale che secondo me dovrebbero risolvere. Parleremo del posto 4, parleremo di tante cose nella seconda parte, attenzione perché nella seconda parte avremo un ospite particolare. A tra poco. Seconda parte di Mani e Fuori, c'è un fuori onda molto interessante perché stavamo parlando dei malumori, anzi sentiamo Andrea perché forse voleva un po' replicare quello che diceva Liubo, no? Sì, no, insomma non volevo diciamo allarmare nessuno dicendo dei malumori, non si deve pensare che ci sia chissà dei quale... problemi di spogliatoio, no, tu dici? Assolutamente. Dico solo che con Modena era una partita vinta praticamente 3-1, 24-21 nel quarto, con buone occasioni per chiudere. E poi insomma è andata come sappiamo e la cosa ci ha un po' diciamo demoralizzato, anche se è vero sono cose che succedono, però insomma da lì penso che si sia innescato qualche meccanismo un po' individuale anche e che insomma ci ha portato a non essere più così combattivi come lo eravamo prima. Paradossalmente questo punto conquistato che alla vigilia sarebbe stato firmato con la cera lacca, alla fine è tornato un boomerang, no? Quindi esatto, questo è un po'... Sandro, tu hai questa impressione, dicevi che tutto sommato... Però io non drammatizzerei più di tanto, insomma, anche perché, come dicevamo prima fuori onda, a me sarebbe dispiaciuto perdere in questo modo domenica contro Ravenna, contro Verona, contro Latina, contro Perugia, squadre che sono diciamo alla nostra portata. Bisogna anche dire, bisogna dare atto che effettivamente Vibo ha giocato secondo me, non a caso è quarto o quinto in classifica, ha dei giocatori che in qualsiasi momento ti possono risolvere la partita, ma ne hanno più di uno, adesso, senza sminuire il discorso a due centrali che hanno attaccato in una maniera veramente incredibile, ma perché? Dettato dal fatto che la nostra battuta non era efficace, Coscione aveva la palla tutta quanta sotto rete e Manuel quando ha la palla con la ricezione doppia più gira il pallone ed è difficile per le squadre avversarie. Lupo, ti volevo far commentare un po' la classifica, se la regia cortesemente la manda ancora in sovraimpressione, per sapere un tuo punto di vista un po' generale, ecco, non solo di Padova, ma se fino adesso siamo arrivati alla pausa, adesso lo ricordo ancora, eccola qui, il campionato è fermo, noi torneremo a parlare di pallavolo giocata l'8 dicembre. Sì, sicuramente rispecchia. Unica cosa, forse aspettavo all'inizio qualcosina più di Piacenza, forse anche loro stessi che pensavano che una squadra potevano essere più in classifica. Sicuramente forse Vibo e Piacenza sono invertiti i ruoli. Cose. Poi il resto può capitare, soprattutto dobbiamo ricordarci che inizio campionato sono vari risultati che sono un po' tra virgolette strani e sorprendenti, magari tante squadre non avevano all'inizio squadra al completo, hanno bisogno di più tempo, altre squadre che sono allenate insieme possono fare all'inizio qualche punticino in più, però credo che seconda parte del campionato sicuramente sistema
tante cose La verso classifica. la classifica. Sentiamo anche cosa pensa di questa lunga sosta, ripeto, il campionato è fermo fino all'8 dicembre, tra l'altro c'è la World Cup, c'è l'All-Star Game a Monza domani, c'è un grande protagonista di Padova, è Mattia Rosso, dopo tanti anni un giocatore della Pallavolo Padova, diciamo di Padova, va in nazionale per una grande manifestazione, lo ricordo in Giappone, questa manifestazione che qualificherà anche per le Olimpiadi, quindi un torneo estremamente importante. In bocca al lupo a Mattia davvero di cuore perché se lo merita essere nei 14. Torneremo a parlare, come dicevo, di pallavolo giocata l'8 dicembre, sentiamo cosa pensa di questa lunga sosta Paolo Montagnani. Adesso coach, un mese di pausa, forse è provvidenziale in questo momento? Sì, sarebbe stato provvidenziale se avessimo avuto tutti i giocatori, invece ci vanno via 4 giocatori importanti, quindi siamo qui a allenarci con pochi giocatori e quindi sì, provvidenziale perché non siamo in un buon momento, specialmente di risultati e comunque anche nelle ultime 2 partite di gioco, però saranno importanti l'ultima settimana di questo periodo di sosta quando torneranno i nostri giocatori. Speriamo che tornino in condizioni decenti, altrimenti saremo in difficoltà anche per le prime partite quando torniamo a dicembre. Ugo, a Paolo Montagnani mancheranno 3 schiacciatori, Schwarz, Rosso e Koshikawa, quindi avrà solo De Marchi. Come ci si allena 3 settimane con uno schiacciatore solo? Purtroppo non è facile, però in quelli casi si fanno cose specifiche, individuali, si lavora su altre cose dove si può fare, perché purtroppo non ci sono altre soluzioni. Non è prima volta, purtroppo questo è molto diffuso. Questo significa che in squadra ottimi giocatori quando ti manca mezza squadra. Questo da un lato è molto difficile, dall'altro lato sicuramente anche positivo, significa che c'è giocatori di alto e buon livello. Però qui lui sicuramente sa come tutti quanti in certi momenti ci dobbiamo arrangiare e si lavora molto su cose più individuali che ai giocatori tante volte non piacciono, però queste cose alla fine possono essere determinanti. Andrea, è così? Avete già un programma stabilito per queste settimane? Sì, detta così sembrerebbe un po' strano, però adesso abbiamo un periodo di riposo di qualche giorno e sì, che vista anche questa difficoltà d'organico è un po', diciamo, forzata come certo. cosa. E dopo, niente, riprenderemo martedì gli allenamenti e già a fine settimana saremo impegnati a Verona in un amichevole. E dopo insomma, cercheremo di lavorare più sulla squadra possibile. È ovvio che ci sono mancanze importanti e faremo del nostro meglio. Allora, visto il momento, tu hai detto non dobbiamo fare musi lunghi, no, stasera, non dobbiamo drammatizzare. Allora io ho pensato che stasera, anzi è venuto a trovarci, camminavo prima per strada, a un certo punto ho visto un personaggio che si aggirava qui fuori dagli studi di Trivento e mi ha detto voglio venire stasera. Vediamo se riesce ad entrare prima di tutto e forse lo accompagniamo anche con un sonoro. Vediamo un po', attenzione perché c'è un colpo di scena. Prego, vediamo chi viene avanti. Ecco, attenzione, è proprio lui, un applauso, facciamogli a Lenderino, il pinguino, la mascotte della Pallavolo Padova, della Fidia. Prego, Lenderino, se ce la fai, attenzione Lupo, che qui può fare dei danni grandissimi, ma forse ce la fa. Cosa dici, Benedetta? Guarda, inquadriamo Benedetta, che è la più piccola, come ci sta guardando questo Lenderino. Ciao Benedetta. Ciao Benedetta. Salutami. Ciao. La sta in paura, che la guarda quasi in paura. Lenderino, vuoi stare con noi? Certo. Ti vuoi accomodare qui, ce la fai un po'? Ci provo. Ci provi? Conosci gli ospiti di questa sera, Lenderino? Andrea Semenzato, certo. Lo conosci? Certo, io conosco tutti i nostri ragazzi, E Sandrone? Sandrone è un mito, Sandrone. Ma è vero che lui fa tutti i menù di tutti i ristoranti, che tutto passa attraverso di lui? Se vuoi te lo dico anch'io il menù di Sandrone. Il menù di Sandrone com'è? Pasta corta al pomodoro, dei secondi abbastanza leggeri, e poi c'è il dolce crostata, sempre crostata, acqua, e poi c'è il menù a parte per il team manager, allenatori. Il menù a parte per il team il menù a parte. Ah, perché lui non mangia la pasta corta al sugo? No, ma lui poi si concede
qualche lusso, no? Sandro, è vero che è così? No. Assolutamente no. Guarda che è la bocca della no. verità, Lenderino, è venuto apposta stasera. Stasera è come si dice, il grillo parlante abbiamo. Noi pallavolisti abbiamo il menù uguale per tutti. Quando troviamo le squadre di calcio è un discorso diverso. Perché le squadre di calcio hanno i giocatori, il menù, i dirigenti invece hanno un menù a parte. E invece tu mangi come gli altri? No, quello che mangiano i ragazzi, c'è buon Semmenzato qua che può confermare. Semmenzato conferma solo perché deve, secondo me, io non credo che sia così. Di solito è così, però c'è sempre qualche eccezione. Sì, è vero. Ogni tanto. Ascolta, Sandro, comunque, come dicevi, tutto sommato, comunque all'interno dello spogliatoio, adesso abbiamo Lenderino che sdrammatizzerà e sarà il nostro jolly di questa puntata. Comunque c'è ancora tranquillità, insomma, abbiamo giocato poche partite, il campionato molto lungo, non dobbiamo fare dei processi, solo però anche meditare su quello che è successo tecnicamente, no? Penso che quello che ha detto Paolo ha detto la verità. Io non so da dove scaturisca questo discorso, effettivamente. Dentro lo spogliatoio non c'è assolutamente niente. Può esserci un attimino di rabbia per queste due partite che sono state perse, può esserci qualcuno, ma se la palla ce l'avevo io, cose normalissime. Che ci stanno. Ma l'ambiente è veramente tranquillo, sereno. È chiaro che si sarebbe voluto chiudere questa prima fase con una vittoria, o quantomeno cercare di fare punti. Però secondo me noi ci dobbiamo concentrare soprattutto la prima partita dopo la sosta, che è Ravenna. Dopodiché abbiamo due partite in casa che sulla carta dovrebbero essere scontate per gli avversari, ma che sono abbiamo Cuneo e Macerata. Però, ripeto, sono squadre che arrivano con circa 5, 6, 7 giocatori che non si sono mai, perché ricordiamo, non si allenano mai quando fanno questa famosa Coppa del Mondo, perché giocano tutti i giorni. È un problema non solo della Fidia, Paolo, è un problema è generale e per le grandi squadre ancora più. Diciamo che se vogliamo analizzare proprio l'unica che forse non è così è Ravenna, che noi pensavamo che anche il suo posto Grusca andasse via con la nazionale, invece non è stato convocato per la Coppa del Mondo e lui può rimanere. Mi sembra che Ravenna perda solo un giocatore. Però diciamo che anche noi ci arriva Rosso e Koshikawa che fanno la Coppa del Mondo gli ultimi 2 giorni. Però se non sbaglio gli altri due, penso verso il 22-23 li dovremmo avere, per cui Schwarz e Suriancis dovremmo averli, per cui avranno circa un 10 giorni di tempo per poter lavorare tutti assieme. Liubo, cosa stai facendo di bello adesso? Allora, Liubo, per chi non lo conosce, ha allenato la Serbia Montenegro per quanti anni? Beh, in Italia squadra di club... Tutti, tante. Diciamone qualcuno, dai, Liubo, sì. che tu sei più bravo di me. Ma sì. Cominciare da ultime, Vibo che abbiamo vinto il campionato di A2, Piacenza, Maxicono e tante altre squadre, Milano. Poi a livello di nazionale con la Serbia, Montenegro? Con la Serbia, poi sono stato 2 anni in Grecia con Olympiacos dove abbiamo vinto il campionato e ultimi 3 anni a Polonia dove abbiamo raggiunto risultati straordinari, ultimi 3 anni sempre in primi 3 posti, per cui è stato un risultato che da 30 anni che non sono riusciti, ma soprattutto che siamo riusciti a avere in palazzetto ogni partita pieno. Fisso da prima a ultima partita. Come mai in Polonia la Polonia è una culla della pallavolo mondiale perché negli anni 70 stravinceva il papà di Lasko, voglio dire, era uno dei grandi. Però adesso si sono trovate anche delle risorse economiche. Tradizione già da tempi, come dicevi te, da anni 70 che vincevano Olimpiadi, Europei, varie cose. Però adesso veramente c'è soprattutto pubblico che in tutte le partite amichevoli, con ultima in classifica, prima in classifica, non c'è nessuna differenza. Sempre abbiamo palazzetti pieni e credo per giocatori e per tutti quanti è un grande piacere giocare. Hai ancora contatti tu con Sì, io sono appena tornato domenica, sono stato lì decine di giorni, a qualche aiutino, qualcosa ancora sto facendo. Io ho avuto un contratto triennale con loro, ho finito il contratto, adesso continuano questi miei collaboratori, 3 collaboratori polacchi che è sponsor principale, che lui anche, diciamo, tra virgolette, decide tutte le situazioni. Eravamo d'accordo che dopo 3 anni vorrebbe che polacchi continuino a fare. In questo momento stanno andando avanti i miei 3 collaboratori, hanno qualche problemino, però quindi ogni tanto vai a dargli una... Sì, sono tornato proprio domenica per quello che domenica non potevo essere presente in partita. Ma in Polonia c'è uno come Lenderino? Ci sono cose simili, però Ascolta, Lenderino, e i soci come stanno? Tu so che ogni tanto vai nella tribunetta soci, li vai a salutare. E noi abbiamo molto simile, la nostra squadra molto simile. Simile a questo? Sì.
E i soci domenica erano un po' incazzati. Non si dicono queste parole Lenderino, lo sai che poi... L'hanno detto loro. Hanno detto loro? No, dai, sono bravi i soci. E Gerotto com'è Gerotto? Gerotto è il migliore. È sempre buono. Sei un po' ruffiano Lenderino, Perché qua? Non me la racconti tanto giusta, eh? Com'è Gerotto sto Lenderino? Vogliamo dire che Lenderino è figlio di Lender, no? Sì, Possiamo esatto. dire uno dei soci I soci fondatori. di Gino Negro, lo vogliamo citare perché insomma E tornando appunto di questo che io ho sentito solo parola, forse siamo fraintesi, però anche partita dopo Modena, credo che doveva essere una carica in più, Una rabbia, tu dici, una rabbia positiva, non contrario, scusa che è, però dal mio punto di vista quella lì deve essere una carica, prendere un punto contro Modena in questa squadra che è costruito, secondo me non è poco, nessuno... Credo, io per primo non aspettavo che si fa un punto. Però tu hai visto è vero, quella, mi pare, vero? Com'è? Hai visto quella con Modena? Sì, ho visto quella con Modena. Però stesso tempo è verissimo che queste occasioni che si è presentata contro Modena non si presenta forse più fino al campionato. Certo. Per queste occasioni bisogna sfruttare, però allo stesso tempo, ok, si sta male, però dopo deve essere una carica, una puntura positiva di andare avanti, vedere che abbiamo potenzialità di fare di più, non viceversa, scusa che però questo è il mio pensiero. No, ma era giusto, Gerotto, vedo che annuisci, no? Sì, no, quello che ha fatto più male è la partita di sabato, non in quanto si è perso perché si sa le qualità di tipo, è la cattiveria agonistica che mancava, sembravano proprio demoralizzati, non avevano quella cattiveria che si vedeva con altri, Piacenza poi, vabbè, a parte che era la prima partita non erano ancora a Piacenza. Però si vedeva una grinta diversa rispetto all'ultima partita. È stato questo che un po' ci ha sfiduciato, però è stata una partita, non è questo che... Non bisogna... Esatto, drammatizzare. Ma questo Gerotto ne capisce di pallavolo, Lenderino? E Gerotto gioca a pallavolo, Si vede che c'ha il fisico, perché non sono tanti quelli che vengono qua di soci che parlano di posto 4. A proposito di posto 4, adesso apriamo il capitolo posto 4. Tu sai cos'è un posto 4, Lenderino? Sì, il posto 4 è quello dopo il posto 3, prima del posto 5. Sì, vabbè. voi ragazzi sapete cos'è il posto 4? Lo sanno anche loro, tutte, guarda. Benedetta, tu sai cos'è un posto 4? Benedetta, ti piace Lenderino? Sì? Fa paura oppure ti piace? No. Non guardare la mamma, guarda Lenderino. È buono Lenderino, Posto 4, allora abbiamo aperto... Buono, Quando dorme è buonissimo. Quando dorme è buonissimo. Pende un po' verso destra Lenderino, perché c'è un po'... Lenderino, ti aiuto un po', ecco. Stai fermo perché qui le facciamo un po' insieme. Sandro, parlavamo di posto 4, no? Schwarz, Rosso, De Marchi, Koshikawa, più o meno in ordine. Ecco, la cosa che ha colpito domenica è stato che si è partiti con una coppia che erano Schwarz e Rosso e si è chiuso con Koshikawa e De Marchi. Questo forse è stato, è vero che è stato cambiato anche un centrale, il palleggiatore, quindi voglio dire, però è sintomatico che i posti 4 che dovrebbero essere abbastanza delle certezze, Paolo abbia dovuto cambiarli, insomma. Sì, cioè, lì c'è un problema, non possiamo girarci attorno, credo. Allora, ad un certo punto ha cercato di girare un attimino la formazione, ha cercato di mettere dentro dei giocatori, perché anche Mattia comunque, poi alla fine andiamo a vedere quelli che erano partiti, sono stati quelli che hanno avuto i numeri migliori, però quando vedi che le cose non stanno girando cerchi di cambiare. Allora, ha provato il palleggiatore, ha provato lo schiacciatore, ha provato a cambiare il centrale, ma secondo me quella era una partita che si vedeva, perso il primo set in quel modo, perché ripeto, dal 20 a 18 siamo andati 24 a 20, ecco, perso quel set là, la squadra è crollata, poi tu potevi secondo me fare qualsiasi cambio, loro ormai avevano in mano il pallino del gioco. Ha ragione Liubo quando dice bisognava essere più cattivi, però se andiamo a analizzare la partita, comunque io non ho visto una squadra che si è seduta, ha cercato comunque di lottare, i segnali ci sono stati, indubbiamente gli altri erano effettivamente più forti di noi, cioè hanno giocato meglio di noi. Liubo, il fatto di avere 4 schiacciatori, ne parliamo ogni volta ma credo che sia importante, di 4 schiacciatori più o meno dello stesso livello, piuttosto che averne diciamo 2 titolari e 2 rincalzi, chiamiamoli così. Qui tutto sommato i 4 se la giocano quasi tutte le domeniche, più o meno. È più un vantaggio o uno svantaggio? Ma questione dipende, come su tutte le cose. Prima di tutto bisogna capire i caratteri di questi ragazzi, che io non posso parlare su questo. Poi tante volte può essere anche un svantaggio, tante volte. Se è una, si può dire, concorrenza leale, allora sicuramente è un grande vantaggio.
ma se c'è qualche che può creare qualche malrumore, tante volte ci crea, questo mi sembra, Sandro, però che ci sia, penso almeno da questo punto di vista, che almeno tra i 4 schiacciatori mi sembra che tutto vada bene, no? Assolutamente no. Volevo riallacciarmi al discorso di Liubo, visto che lui è riuscito a vedere la partita con Modena. E chi ha girato la partita con Modena? Ne avevano 4, li hanno sostituiti perché sono andati in crisi. Martino gli ha girato un attimino la partita. Non solo questa, anche tante altre, vero? Esatto, per cui io dico è meglio una batteria di 4 schiacciatori, sono poche squadre che lo possono avere. Poche. È chiaro che domenica, quando sono entrati, se nessuno è riuscito a dare esatto. E il palleggiatore, cosa mi dici? Gonzales, che tu conosci, Tiberti che tu conosci? Sicuramente, io purtroppo non mi posso sbilanciare in queste cose, io ho un mio pensiero che non posso naturalmente dire a alta voce. Puoi dirglielo a Lenderino su un orecchio. Sì, dopo magari ci facciamo una chiacchierata in 4. Non posso parlare perché non conosco molto, conosco da fuori, però bisogna convivere e vivere con questi giocatori per capire le cose. Sicuramente sono 2 giocatori completamente diversi, che uno ha gioco molto più veloce, più fluido, eccetera, l'altro è un pochino più ordinato, diciamo, più comodo, per cui anche per altre squadre tante volte può essere più leggibile uno di altro, però anche lì questione di ricezione. Se, come diciamo prima, se hai ricezione sempre sopra la testa, allora uno e altro sicuramente hanno meno problemi. E naturalmente poi su questa cosa è molto delicato e particolare, per cui il palleggiatore è il fulcro della squadra. Certo, però a me personalmente piace uno e altro. Anche l'anno scorso non casualmente si è vinto il campionato con un giocatore che adesso non gioca, per cui tutto da vedere. Lenderino, tu sai cos'è un primo tempo? Volevo dirti che è quello prima del secondo tempo, però lo so, sì, lo so. È quando il palleggiatore schiaccia il centrale, boom, per terra, giusto? Domenica, cioè, non so, come possiamo andare avanti stasera in queste condizioni? Stai fermo, Lenderino, stai calmo. Hai caldo? Sono emozionato che sono... Ma voi pinguini con questa temperatura così tropicale, come vi trovate? Ma io adesso che c'è la pausa vado un mese, 3 settimane in Antartide lì per trovare un po' il freddo. Perché Fabris è caldissimo. Non vai in Giappone anche tu con Mattia Rossi? No, io vado all'Antartide, poi torno in forma. Torno in forma. Andrea, domenica, sabato sera, la cosa che ha impressionato all'inizio, specialmente nel primo set, è stato che i primi 10-15 punti, penso che Gonzales abbia fatto 8 primi tempi, no? E in effetti, allora, tendenzialmente lui non è uno che gioca il primo tempo, come diceva Liubo, in maniera sistematica. Però sabato è partito, il primo set voi centrali eravate vicini al 100%, se non sbaglio. Sì, no, abbiamo tattica precisa, studiata prima o... Ma io immagino di sì, anche insomma con l'allenatore credo che si siano parlati, era un po'... Insomma, forse la nostra arma è cercare di aggredirli più sulla zona centrale della rete e insomma con buoni risultati. L'idea era probabilmente continuare a farlo anche dopo, però è stato poi il momento in cui abbiamo subito il break finale del set e dopo insomma la partita è stata un po' compromessa anche sotto l'aspetto della ricezione. Nel primo tempo non era così facile giocarlo. E insomma, quindi abbiamo attaccato molto meno di conseguenza. Ti aspettavi, Andrea, dopo queste partite, questa situazione, ti aspettavi meglio, peggio? Che tipo di... Tu vieni da campionati anche di alto livello, con squadre che lottavano per i primi posti? No, io sì, forse mi aspettavo di avere qualche punto in più, questo è innegabile. Però devo dire che insomma, la squadra la vedo tutti i giorni e credo che sia un gruppo molto competitivo, al di là di quello che dice la classifica. Stiamo cercando una nostra identità sotto il profilo del gioco, manchiamo di continuità e questo lo si è visto. Abbiamo fatto forse le nostre 2 peggiori partite con Belluno e con Vibo, però siamo secondo me una mina vagante, possiamo essere. L'avete dimostrato, no? Esatto, l'abbiamo dimostrato, ma ancora dobbiamo dimostrarlo e credo che si debba fare forte questa consapevolezza in noi. E, insomma, fatto questo, credo che ci sarà tanto da lavorare sotto l'aspetto tecnico e
e speriamo che i risultati arrivino in fretta. Anche perché quest'anno c'è un pubblico, oggi Gerotto è arrivato un dato ufficiale della società Pallavolo Padova. Lenderino, tu sai qualcosa dei comunicati stampa che escono dalla Pallavolo Padova? Certo, il mio amico Alberto che fa i comunicati stampa. Ah, pensavo li scrivessi tu. No, perché io non riesco a tenere la penna. Ah, ho capito, quindi li fai scrivere cioè tu glieli detti e sono via a scrivere. Sono via a scrivere, certo. Allora, il dato ufficiale parla di 1100 abbonati tra tessere gold, tra tessere soci, che è un numero considerevole. 2500 circa gli spettatori medi a partita. Padova comunque si sta confermando città che ha fame o sete di pallavolo, no? Quindi... Padova è stata una città che ha sempre amato la pallavolo, infatti è per questo che dopo siamo arrivati al culmine con Ravenna, che l'anno scorso una partita che era qualcosa di favoloso solo vedere il pubblico, poi purtroppo non è andata troppo bene, però insomma il pubblico era qualcosa di fantastico. Penso che continuerà, se ci sarà qualche risultato, sicuramente avremo dei risultati come pubblico che sarà qualcosa di fantastico, presumo. Liubo ha giocato dall'85 all'89, Liubo? Bravo. Beh, scusa. Grande Max. Sai che qui non temo concorrenza. Liubo giocava al Treppini. Dimmi un ricordo di quel palasport, perché ogni tanto io ce l'ho. Sandro Camporese non sta sentendo perché lui a quei tempi era con un'altra squadra, che era la Thermomec. Non uno, sono tanti ricordi. Veramente credo che chi ha giocato in quell'ambiente, abbiamo giocato 3 anni, l'ultimo anno abbiamo giocato a San Lazzaro. Lì nessuna squadra di questi di alta classifica non è andato a casa con... Avete fatto, mi ricordo, quel campionato con Jankovic allenatore, sì, che è stato un campionato straordinario. Ma tutti i 3 anni credo che abbiamo fatto, soprattutto gli ultimi 2 anni, che nessuna squadra di alto livello è andata a casa vincendo. Per quello credo che è una soddisfazione enorme e credo che sono in questa bolgia, per noi, per me personalmente, credo per tutta la squadra, è stato un piacere enorme giocare, come sto dicendo anche prima. Mi dispiace che tante volte il pubblico dipende dal risultato. 3 anni in Polonia, a prescindere dai risultati, primi, alti, era sempre pieno. Noi siamo arrivati circa 3.600 abbonati, che credo che è un record in assoluto in Europa, credo. Per cui Modena ne fa 2007 che è presa come esempio. 2006 era l'anno scorso come abbonati. E di nuovo prendo spunti da qualche parola che esce fuori, dipende noi dobbiamo credere in se stessi, credo More, e questo deve essere molto loro in questo momento, proprio credere in se stessi perché hanno potenzialità e possono farcela. Invece non credendo, come dopo sconfitta contro Modena e dopo perdere il primo set come sto sentendo, non ho visto, e lì devono credere in se stessi e andare fino all'ultima palla. Questa è unica strada, è unica formula che per uscirci fuori e di dimostrare e tirare fuori la loro capacità tecnica che hanno dimostrato e ce l'hanno. Lenderino, tu credi in te stesso? Sì, è certo. È certo? Ascolta, ma alla domenica riesci un po' a smuoversi i tifosi? Cosa dobbiamo fare per farli sentire? Dalla prossima domenica ho deciso che vado appoggio lì sotto, li prendo e li faccio cantare io, perché sono tanti bravi, però a volte dovrebbero fare un po' più casino, ecco. Che casino è un'altra parola che non si può dire. No. Ascoltami, e quelli che sparano le magliette? Tu li conosci? Quelli sono miei amici, I tuoi amici quelli? Ma non è che te ne sparano una addosso ogni tanto? No, ma tanto io ho la corazza. Io sono sotto la corazza. Vabbè, ci fermiamo qua per la seconda parte. Nella terza parte guarderemo il prossimo turno e poi parleremo con gli ospiti di questa sera. Lenderino, chissà, poi lo scopriremo nella terza parte, gli ospiti e gli amici dell'Esedra Don Bosco. A tra poco. Vi aspettiamo ogni giovedì sera, TV7 Triveneta, Mani e fuori, alle 22:30. Canale 12. Potete rivedere tutte le nostre partite lunedì 23:30 su TV7 Triveneta.
Seconda parte di Mani e Fuori c'è un fuori onda molto interessante perché stavamo parlando dei malumori, anzi sentiamo Andrea perché forse voleva un po' replicare quello che diceva Liubo, no? Sì, no, insomma non volevo diciamo, allarmare nessuno dicendo dei malumori, non si deve pensare che ci sia chissà Dei quale... problemi di spogliatoio, no, tu dici? assolutamente. Dico solo che con Modena era una partita vinta praticamente 3-1, 24-21 nel quarto, con buona occasione per chiudere. E poi insomma è andata come sappiamo e la cosa ci ha un po' diciamo demoralizzato, anche se è vero sono cose che succedono, però insomma da lì penso che si sia innescato qualche meccanismo un po' individuale anche e che insomma ci ha portato a non essere più così combattivi come lo eravamo prima di Paradossalmente Modena. questo punto conquistato che alla vigilia sarebbe stato firmato con la cera lacca, alla fine è tornato un boomerang, no? Quindi esatto, questo esatto. è un po'... Sandro, tu hai questa impressione, dicevi che tutto sommato... Però io non drammatizzerei più di tanto, insomma, anche perché, come dicevamo prima fuori onda, a me sarebbe dispiaciuto perdere in questo modo domenica contro Ravenna, contro Verona, contro Latina, contro Perugia, squadre che sono diciamo, alla nostra portata. Bisogna anche dire, bisogna dare atto che effettivamente Vibo ha giocato secondo me, non a caso è quarto o quinto in classifica, ha dei giocatori che in qualsiasi momento ti possono risolvere la partita, ma ne hanno più di uno, adesso, senza sminuire il discorso a due centrali che hanno attaccato in una maniera veramente incredibile, ma perché? Dettato dal fatto che la nostra battuta non era efficace, Coscione aveva la palla tutta quanta sotto rete e Manuel quando ha la palla con la ricezione doppia più gira il pallone ed è difficile per le squadre avversarie. Lupo, ti volevo far commentare un po' la classifica, se la regia cortesemente la manda ancora in sovraimpressione, per sapere un tuo punto di vista un po' generale, ecco, non solo di Padova, ma se fino adesso siamo arrivati alla pausa, adesso lo ricordo ancora, eccola qui, il campionato è fermo, noi torneremo a parlare di pallavolo giocata l'8 dicembre. Sì, sicuramente rispecchia, unica cosa, forse aspettavo all'inizio qualcosina più di Piacenza, forse anche loro stessi che pensavano che una squadra potevano essere più in classifica. Sicuramente forse Vibo e Piacenza sono invertiti, i ruoli. Cose. Poi il resto può capitare, soprattutto dobbiamo ricordarci che a inizio campionato sono vari risultati che sono un po' tra virgolette strani e sorprendenti, magari tante squadre non avevano all'inizio squadra al completo, hanno bisogno di più tempo, altre squadre che sono allenate insieme possono fare all'inizio qualche punticino in più, però credo che seconda parte del campionato sicuramente sistema tante cose la classifica. Sentiamo anche cosa pensa di questa lunga sosta, ripeto, il campionato è fermo fino all'8 dicembre, tra l'altro c'è la World Cup, c'è l'All-Star Game a Monza domani, c'è un grande protagonista di Padova, è Mattia Rosso, dopo tanti anni un giocatore della Pallavolo Padova, diciamo di Padova, va in nazionale per una grande manifestazione, lo ricordo in Giappone, questa manifestazione che qualificherà anche per le Olimpiadi, quindi un torneo estremamente importante, in bocca al lupo a Mattia davvero di cuore perché se lo merita essere nei 14. Torneremo a parlare, come dicevo, di pallavolo giocata l'8 dicembre, sentiamo cosa pensa di questa lunga sosta Paolo Montagnani. Adesso coach, un mese di pausa, forse provvidenziale in questo momento? Sì, sarebbe stato provvidenziale se avessimo avuto tutti i giocatori, invece ci vanno via 4 giocatori importanti, quindi siamo qui a allenarci con pochi giocatori e quindi sì, provvidenziale perché non siamo in un buon momento, specialmente di risultati e comunque anche nelle ultime 2 partite di gioco. Però saranno importanti l'ultima settimana di questo periodo di sosta quando torneranno i nostri giocatori. Speriamo che tornino in condizioni decenti, altrimenti saremo in difficoltà anche per le prime partite quando torniamo a dicembre. Ugo, a Paolo Montagnani mancheranno 3 schiacciatori, Schwarz, Rosso e Koshikawa, quindi avrà solo De Marchi. Come ci si allena 3 settimane con uno schiacciatore solo? Purtroppo non è facile, però in quelli casi si fanno cose specifiche, individuali, si lavora su altre cose dove si può fare, perché purtroppo non ci sono altre soluzioni. Non è prima volta, purtroppo questo è molto diffuso. Questo significa che in squadra ottimi giocatori quando ti manca mezza squadra. Questo da un lato è molto difficile, dall'altro lato sicuramente anche positivo, significa che c'è giocatori di alto e buon livello. Però
qui lui sicuramente sa come tutti quanti in certi momenti ci dobbiamo arrangiare e si lavora molto su cose più individuali che ai giocatori tante volte non piacciono, però queste cose alla fine possono essere determinanti. Andrea, è così? Avete già un programma stabilito per queste settimane? Sì, detta così sembrerebbe un po' strano, però adesso abbiamo un periodo di riposo di qualche giorno e sì, che vista anche questa difficoltà d'organico è un po', diciamo, forzata come cosa. E dopo, niente, riprenderemo martedì gli allenamenti e già a fine settimana saremo impegnati a Verona in un amichevole e dopo, insomma, cercheremo di lavorare più sulla squadra possibile. È ovvio che ci sono mancanze importanti e faremo del nostro meglio. Allora, visto il momento, tu hai detto non dobbiamo fare musi lunghi, no, stasera, non dobbiamo drammatizzare. Allora io ho pensato che stasera, anzi è venuto a trovarci, camminavo prima per strada, a un certo punto ho visto un personaggio che si aggirava qui fuori dagli studi di Triventa e mi ha detto voglio venire stasera. Vediamo se riesce ad entrare prima di tutto e forse lo accompagniamo anche con un sonoro. Vediamo un po', attenzione perché c'è un colpo di scena. Prego, vediamo chi viene avanti. Ecco, attenzione, è proprio lui, un applauso, facciamoglielo. Lenderino, il pinguino, la mascotte della pallavolo Padova, della Fidia. Prego, Lenderino, se ce la fai, attenzione Liubo, che qui può fare dei danni grandissimi, ma forse ce la fa. Cosa dici, Benedetta? Guarda, inquadriamo Benedetta, che è la più piccola, come si sta guardando questo Lenderino. Ciao Benedetta. Ciao Benedetta. Salutami. Ciao. La sta in paura, che la guarda in paura. Lenderino, vuoi stare con noi? Certo. Ti vuoi accomodare qui, ce la fai un po'? Ci provo. Ci provi? Conosci gli ospiti di questa sera, Lenderino? Andrea Semenzato, certo. Lo conosci? Certo, io conosco tutti i nostri ragazzi, E Sandrone? Sandrone è un mito, Sandrone. Ma è vero che lui fa tutti i menù di tutti i ristoranti, che tutto passa attraverso di lui? Se vuoi te lo dico anch'io il menù di Sandrone. Il menù di Sandrone com'è? Pasta corta al pomodoro, dei secondi abbastanza leggeri, e poi c'è il dolce crostata, sempre crostata, acqua, e poi c'è il menù a parte per il team manager, allenatori. Il menù a parte per il team manager? Sì, il menù a parte. Perché lui non mangia la pasta corta al sugo? No, ma lui poi si concede qualche lusso, no? Sandro, è vero che è così? No. Assolutamente. Guarda che la bocca della no. verità, Lenderino, è venuto apposta stasera. Stasera è come si dice, il grillo parlante abbiamo. Noi pallavolisti abbiamo il menù uguale per tutti. Quando troviamo le squadre di calcio è un discorso diverso. Perché le squadre di calcio hanno i giocatori, il menù, i dirigenti invece hanno un menù a parte. E invece tu mangi come gli altri? No, quello che mangiano i ragazzi, c'è buon Semenzato qua che può confermare. Semenzato conferma solo perché deve, secondo me, io non credo che sia così. Di solito è così, però c'è sempre qualche eccezione. Sì, è vero. Ogni tanto. Ascolta, Sandro, comunque, come dicevi, tutto sommato, comunque all'interno dello spogliatoio adesso abbiamo Lenderino che sdrammatizzerà e sarà il nostro jolly di questa puntata. Comunque c'è ancora tranquillità, insomma, abbiamo giocato poche partite, campionato molto lungo, non dobbiamo fare dei processi, solo però anche meditare su quello che è successo tecnicamente, no? Penso che quello che ha detto Paolo ha detto la verità. Io non so da dove scaturisca questo discorso, effettivamente. Dentro lo spogliatoio non c'è assolutamente niente. Può esserci un attimino di rabbia per queste due partite che sono state perse, può esserci qualcuno, ma se la palla ce l'avevo io, cose normalissime. Che ci stanno. Ma l'ambiente è veramente tranquillo, sereno. È chiaro che si sarebbe voluto chiudere questa prima fase con una vittoria, o quantomeno cercare di fare punti. Però secondo me noi ci dobbiamo concentrare soprattutto la prima partita dopo la sosta, che è Ravenna. Dopodiché abbiamo due partite in casa che sulla carta dovrebbero essere scontate per gli avversari, ma che sono abbiamo Cuneo e Macerata. Però, ripeto, sono squadre che arrivano con circa 5, 6, 7 giocatori che non si sono mai, perché ricordiamo, non si allenano mai quando fanno questa famosa Coppa del Mondo, perché giocano è un tutti i problema giorni. non solo della Fidia, Padova, è un problema è generale e per le grandi squadre ancora più diciamo che se vogliamo analizzare proprio l'unica che forse non è così è Ravenna, che noi pensavamo che anche il suo opposto Gruska andasse via con la nazionale, invece non è stato convocato per la Coppa del Mondo e lui può rimanere. Mi sembra che Ravenna perda solo un giocatore.
Però diciamo che anche noi ci arriva Rosso e Koshikawa che fanno la Coppa del Mondo gli ultimi 2 giorni. Però se non sbaglio gli altri 2 penso verso il 22-23 li dovremmo avere, per cui Schwarz e Suriancis dovremmo averli, per cui avranno circa un 10 giorni di tempo per poter lavorare tutti assieme. Lubo, cosa stai facendo di bello adesso? Allora, Lubo, per chi non lo conosce, ha allenato la Serbia Montenegro per quanti anni? Beh, in Italia squadra di club... Tutti, tante. Diciamone qualcuno, dai, Lubo, sì. che tu sei più bravo di me. Ma cominciare da ultime, Vibo che abbiamo vinto il campionato di A2, Piacenza, Maxicono e tante altre squadre, Milano. Poi a livello di nazionale con la Serbia, Con Montenegro? la Serbia, poi sono stato 2 anni in Grecia con l'Olympiakos dove abbiamo vinto il campionato e ultimi 3 anni a Polonia dove abbiamo raggiunto risultati straordinari, gli ultimi 3 anni sempre in primi 3 posti, per cui è stato un risultato che da 30 anni che non sono riusciti, ma soprattutto che siamo riusciti a avere in palazzetto ogni partita pieno, fisso da prima a ultima partita. Come mai in Polonia la Polonia è una culla della pallavolo mondiale perché negli anni 70 stravinceva il papà di Lasko, voglio dire, era uno dei grandi. Però adesso si sono trovate anche delle risorse economiche. Tradizione già da tempi, come dicevi te, da anni 70 che vincevano Olimpiadi, europei, varie cose, però adesso veramente c'è soprattutto pubblico che in tutte le partite amichevoli, con ultima in classifica, prima in classifica, non c'è nessuna differenza. Sempre abbiamo palazzetti pieni e credo per giocatori e per tutti quanti è un grande piacere Hai ancora contatti giocare. tu adesso con Sì, Polonia? sì, io sono appena tornato domenica, sono stato lì decina di giorni, qualche aiutino, qualcosa ancora sto facendo. Io ho avuto un contratto triennale con loro, ho finito il contratto, adesso continuano questi miei collaboratori, 3 collaboratori polacchi che è sponsor principale, che lui anche, diciamo, tra virgolette, decide tutte le situazioni. Eravamo d'accordo che dopo 3 anni vorrebbe che polacchi continuino a fare. In questo momento stanno andando avanti i miei 3 collaboratori, hanno qualche problemino, però Quindi una ogni squadra... tanto vai a dargli una... Sì, sono tornato proprio domenica per quello che domenica non potevo essere presente in partita. Ma in Polonia c'è uno come Lenderino? Ci sono cose simili, però Ascolta, Lenderino, e i soci come stanno? Tu so che ogni tanto vai nella tribunetta soci, li vai a salutare. E noi abbiamo molto simile, la nostra squadra molto simile. Simile a questo? Sì. I soci domenica erano un po' incazzati. Non si dicono queste parole Lenderino, lo sai che poi... L'hanno detto loro. L'hanno detto loro? No, dai, sono bravi i soci. E Gerotto com'è Gerotto? Gerotto è il migliore. Sempre buono. Sei un po' ruffiano Lenderino, perché qua? Non me la racconti tanto giusta, eh? Com'è Gerotto sto Lenderino? Vogliamo dire che Lenderino è figlio di Lender, no? Sì, possiamo esatto. dire uno dei soci. I soci fondatori. Gino Negro, lo vogliamo citare perché insomma E tornando appunto di questo che io ho sentito solo parola, forse siamo fraintesi, però anche partita dopo Modena, credo che doveva essere una carica in più, una rabbia positiva, non contrario, scusa che è, però dal mio punto di vista quella lì deve essere una carica, prendere un punto contro Modena in questa squadra che è costruito, secondo me non è poco, nessuno... Credo, io per primo non aspettavo che si fa un punto. Però tu hai visto quella, mi pare, vero? Come? Hai visto quella con Modena? Sì, ho visto quella con Modena. Però stesso tempo è verissimo che queste occasioni che si è presentata contro Modena non si presenta forse più fino al campionato. Certo. Per queste occasioni bisogna sfruttare, però allo stesso tempo, ok, si sta male, però dopo deve essere una carica, una puntura positiva di andare avanti, vedere che abbiamo potenzialità di fare di più, non viceversa, scusa che però questo è il mio pensiero. No, ma era giusto, Gerotto, vedo che annuisci, no? Sì, no, quello che ha fatto più male è la partita di sabato, non in quanto si è perso perché si sa le qualità di tipo, è la cattiveria agonistica che mancava, sembravano proprio demoralizzati, non avevano quella cattiveria che si vedeva con altri. Piacenza poi, vabbè, a parte che era la prima partita, non erano ancora a Piacenza. Però si vedeva una grinta diversa rispetto all'ultima partita. È stato questo che un po' ci ha sfiduciato, però
è stata una partita, non è questo che... Non bisogna... Esatto, Ma drammatizzare. questo Gerotto ne capisce di pallavolo, Lenderino? E Gerotto gioca a pallavolo, Si vede che c'ha il fisico, perché non sono tanti quelli che vengono qua di soci che parlano di posto 4. A proposito di posto 4, adesso apriamo il capitolo posto 4. Tu sai cos'è un posto 4, Lenderino? Sì, il posto 4 è quello dopo il posto 3, prima del posto 5. Sì, voi ragazzi sapete cos'è il posto 4? Lo sanno anche loro, tutte, guarda. Benedetta, tu sai cos'è un posto 4? Benedetta, ti piace Lenderino? Sì? Fa paura oppure ti piace? No. Non guardare la mamma, guarda Lenderino. È buono Lenderino, Posto 4. Allora abbiamo aperto... Quando dorme è buonissimo. Quando dorme è buonissimo. Pende un po' verso destra Lenderino, perché c'è un po'... Lenderino, ti aiuto un po', ecco. Stai fermo perché qui le facciamo un po' insieme. Sandro, parlavamo di posto 4, no? Schwarz, Rosso, De Marchi, Koshikawa, più o meno in ordine. Ecco, la cosa che ha colpito domenica è stato che si è partiti con una coppia che erano Schwarz e Rosso e si è chiuso con Koshikawa e De Marchi. Questo forse è stato, è vero che è stato cambiato anche un centrale, il palleggiatore, quindi voglio dire, però è sintomatico che i posti 4 che dovrebbero essere abbastanza delle certezze, Paolo abbia dovuto cambiarli, insomma. Sì, cioè, lì c'è un problema, non possiamo girarci attorno, credo. Allora, ad un certo punto ha cercato di girare un attimino la formazione, ha cercato di mettere dentro dei giocatori, perché anche Mattia comunque, poi alla fine andiamo a vedere quelli che erano partiti, sono stati quelli che hanno avuto i numeri migliori, però quando vedi che le cose non stanno girando cerchi di cambiare. Allora, ha provato il palleggiatore, ha provato lo schiacciatore, ha provato a cambiare il centrale, ma secondo me quella era una partita che si vedeva, perso il primo set in quel modo, perché ripeto, dal 20-18 siamo andati 24 a 20, ecco, perso quel set là, la squadra è crollata, poi tu potevi secondo me fare qualsiasi cambio, loro ormai avevano in mano il pallino del gioco. Ha ragione Liubo quando dice bisognava essere più cattivi, però se andiamo a analizzare la partita, comunque io non ho visto una squadra che si è seduta, ha cercato comunque di lottare, i segnali ci sono stati, indubbiamente gli altri erano effettivamente più forti di noi, cioè hanno giocato meglio di noi. Liubo, il fatto di avere 4 schiacciatori, ne parliamo ogni volta ma credo che sia importante, di 4 schiacciatori più o meno dello stesso livello, piuttosto che averne diciamo 2 titolari e 2 rincalzi, chiamiamoli così. Qui tutto sommato i 4 se la giocano quasi tutte le domeniche, più o meno. È più un vantaggio o uno svantaggio? Ma questione dipende, come su tutte le cose. Prima di tutto bisogna capire i caratteri di questi ragazzi, che io non posso parlare su questo. Poi tante volte può essere anche un svantaggio, tante volte. Se una, si può dire, concorrenza leale, allora sicuramente è un grande vantaggio. Ma se c'è qualche che può creare qualche malrumore, tante volte ci crea questo mi sembra, Sandro, però che ci sia, penso almeno da questo punto di vista, che almeno tra i 4 schiacciatori mi sembra che tutto vada bene, no? Assolutamente no. Volevo riallacciarmi al discorso di Liubo, visto che lui è riuscito a vedere la partita con Modena. E chi ha girato la partita con Modena? Ne avevano 4, li hanno sostituiti perché sono andati in crisi. Martino gli ha girato un attimino la partita. Non solo questa, anche tante altre, vero? Esatto, per cui io dico è meglio una batteria di 4 schiacciatori, sono poche squadre che lo possono avere. È chiaro che domenica, quando sono entrati, se nessuno è riuscito a dare esatto. E il palleggiatore cosa mi dici? Gonzales, che tu conosci, Tiberti che tu conosci? Sicuramente, io purtroppo non mi posso sbilanciare in queste cose, io ho un mio pensiero che non posso naturalmente dire a alta voce. Puoi dirglielo a Lenderino su un orecchio. Sì, dopo magari ci facciamo una chiacchierata in 4. Non posso parlare perché non conosco molto, conosco da fuori, però bisogna convivere e vivere con questi giocatori per capire le cose. Sicuramente sono 2 giocatori completamente diversi, che uno ha gioco molto più veloce, più fluido, eccetera, l'altro è un pochino più ordinato, più comodo, per cui anche per altre squadre tante volte può essere più leggibile uno di altro, però anche lì questione di ricezione. Se, come diciamo prima, se hai ricezione sempre sopra la testa, allora uno e altro sicuramente hanno meno problemi. E naturalmente poi su questa cosa è molto delicato e particolare, per cui il palleggiatore è il fulcro della squadra. Certo, però a me personalmente piace uno e altro. Anche l'anno scorso non casualmente si è vinto il campionato con un giocatore che adesso non gioca, per cui tutto da vedere.
Nerino, tu sai cos'è un primo tempo? Volevo dirti che è quello prima del secondo tempo, però lo so, sì, lo so. È tu- quando il palleggiatore schiaccia la centrale, boom, per terra, giusto? Domenica, cioè, io non so come possiamo andare avanti stasera in queste condizioni. Stai fermo, Nerino, stai calmo. Hai caldo? Sono emozionato che sono in Ma voi televisione. pinguini con questa temperatura così tropicale, come vi trovate? Ma io adesso che c'è la pausa vado un mese, 3 settimane in Antartide lì per trovare un po' il freddo. Perché Quindi il torni a- Fabris è caldissimo. Non vai in Giappone anche tu con Mattia Rossi? No, io vado all'Antartide, poi Antartide. torno in forma. Torno in forma. Andrea, domenica, sabato sera, la cosa che ha impressionato all'inizio, specialmente nel primo set, è stato che i primi 10-15 punti, penso che Gonzalez abbia fatto 8 primi tempi, no? E in effetti, allora, tendenzialmente lui non è uno che gioca il primo tempo, come diceva Lubo, in maniera sistematica. Però sabato è partito, il primo set voi centrali eravate vicini al 100%, se non sbaglio. Sì, no, abbiamo Tattica attaccato precisa, studiata prima o... Ma io immagino di sì, anche insomma, con l'allenatore credo che si siano parlati, era un po', insomma, forse la nostra arma cercare di aggredirli più sulla zona centrale della rete e insomma con buoni risultati. L'idea era probabilmente continuare a farlo anche dopo, però è stato poi il momento in cui abbiamo subito il break finale del set, dopo insomma, la partita è stata un po' compromessa anche sotto l'aspetto della ricezione, nel primo tempo non era così facile giocarlo e insomma, quindi abbiamo attaccato molto meno di Ti conseguenza. aspettavi Andrea, dopo queste partite, questa situazione, ti aspettavi meglio, peggio? Che tipo di... Tu vieni da campionati anche di alto livello, con squadre che lottavano per i primi posti. No, io sì, forse mi aspettavo di avere qualche punto in più, questo è innegabile, però devo dire che insomma, la squadra la vedo tutti i giorni e credo che sia un gruppo molto competitivo, al di là di quello che dice la classifica. Stiamo cercando una nostra identità sotto il profilo del gioco, manchiamo di continuità. E questo lo si è visto, abbiamo fatto forse le nostre 2 peggiori partite con Belluno e con Vibo, però siamo secondo me una mina vagante possiamo essere. L'avete dimostrato, no? Esatto, l'abbiamo dimostrato, ma ancora dobbiamo dimostrarlo e credo che si debba fare forte questa consapevolezza in noi. E, insomma, fatto questo, credo che ci sarà tanto da lavorare sotto l'aspetto tecnico e speriamo che i risultati arrivino in fretta. Anche perché quest'anno c'è un pubblico, oggi Gerotto è arrivato un dato ufficiale della società Pallavolo Padova. Lenderino, tu sai qualcosa dei comunicati stampa che escono dalla Pallavolo Padova? Certo, il mio amico Alberto che fa i comunicati stampa. Ah, pensavo li scrivessi tu. No, perché io non riesco a tenere la penna. Ah, ho capito, quindi li fai scrivere cioè tu glieli detti e sono via a scrivere. Sono via a scrivere, certo. Allora, il dato ufficiale parla di 1100 abbonati tra tessere gold, tra tessere soci, che è un numero considerevole. 2500 circa gli spettatori medi a partita. Padova comunque si sta confermando città che ha fame o sete di pallavolo, no? Quindi... Padova è stata una città che ha sempre amato la pallavolo, infatti è per questo che dopo siamo arrivati al culmine con Ravenna, che l'anno scorso una partita che era qualcosa di favoloso, solo vedere il pubblico, poi purtroppo non è andata troppo bene, però insomma il pubblico era qualcosa di fantastico. Penso che continuerà, se ci sarà qualche risultato, sicuramente avremo dei risultati come pubblico che sarà qualcosa di fantastico, presumo. Lubo ha giocato dall'85 all'89, Lubo? Bravo. Beh, scusa. Grande macchina. Sai che qui non temo concorrenza. Lubo giocava al Treppini. Dimmi un ricordo di quel palasport, perché ogni tanto io ce l'ho. Sandro Camporese non sta sentendo perché lui a quei tempi era con un'altra squadra, che era la Thermomec. Non uno, sono tanti ricordi. Veramente credo che chi ha giocato in quell'ambiente, abbiamo giocato 3 anni, l'ultimo anno abbiamo giocato con San Lazzaro. Lì nessuna squadra di questi di alta classifica non è andato a casa con... Avete fatto, mi ricordo, quel campionato con Jankovic allenatore, sì, che è stato un campionato straordinario. Ma tutti i 3 anni credo che abbiamo fatto, soprattutto gli ultimi 2 anni,
che nessuna squadra di alto livello è andata a casa vincendo. Per quello credo che è una soddisfazione enorme e credo che sono in questa bolgia per noi, per me personalmente, credo per tutta la squadra, è stato un piacere enorme giocare come sto dicendo anche prima. Mi dispiace che tante volte il pubblico dipende dal risultato. 3 anni in Polonia, a prescindere dai risultati, primi, alti, era sempre pieno. Noi siamo arrivati circa 3.600 abbonati, che credo che è un record in assoluto in Europa, credo. Per cui Modena ne fa 2007 che è presa come esempio. 2006 era l'anno scorso come abbonati. E di nuovo prendo spunti da qualche parola che esce fuori, dipende noi dobbiamo credere in se stessi, credo More, e questo deve essere molto loro in questo momento, proprio credere in se stessi perché hanno potenzialità e possono farcela. Invece non credendo, come dopo sconfitta contro Modena e dopo perdere il primo set come sto sentendo, non ho visto, e lì devono credere in se stessi e andare fino all'ultima palla. Questa è unica strada, è unica formula che per uscirci fuori e di dimostrare e tirare fuori la loro capacità tecnica che hanno dimostrato e ce l'hanno. Enderino, tu credi in te stesso? Sì, è certo. È certo? Ascolta, ma alla domenica riesci un po' a smuoversi i tifosi? Cosa dobbiamo fare per farli sentire? Dalla prossima domenica ho deciso che vado proprio lì sotto, li prendo e li faccio cantare io, perché sono tanti bravi, però a volte dovrebbero fare un po' più casino, ecco. Casino è un'altra parola che non si può dire. No. Ascoltami, e quelli che sparano le magliette, tu li conosci? Quelli sono miei amici, I tuoi amici quelli, ma non è che te ne sparano una addosso ogni tanto? No, ma tanto io ho la corazza, sono sotto la corazza. Vabbè, Antiproiettili. ci fermiamo qua per la seconda parte. Nella terza parte guarderemo il prossimo turno e poi parleremo con gli ospiti di questa sera. Lenderino, chissà, poi lo scopriremo nella terza parte, gli ospiti e gli amici dell'Esedra Don Bosco. A tra poco. Vi aspettiamo ogni giovedì sera, TV7 Triveneta, Mani e Fuori, alle 22:30. Canale 12. Potete rivedere tutte le nostre partite lunedì 23:30 su TV7 Triveneta. Eccoci qua. Ospite speciale, Lenderino il pinguino. Tutto a posto, Lenderino? Olè! Com'è? Senti. Abbiamo la musica stasera, anche il tuo inno. Sì. Secondo me dobbiamo mettere anche al Palasport la prossima domenica. E tu fai saltare tutti i tifosi, no? Lo dirò al mio amico speaker. Al tuo amico speaker, va bene. Sentiremo il tuo amico speaker. Abbiamo parlato quindi ampiamente della Fidia, vediamo anche il prossimo turno, lo ricordo ancora, è l'8 dicembre, quindi un mese circa di pausa, si tornerà a giocare con un turno molto importante. Vediamo il quadro completo, prego la grafica. Eccolo qua, Andrea Latina con Lube Banca Marche Macerata, Cuneo che ospita la Sisley di Belluno, Acqua Paradisa con Copra Piacenza. Eccolo qua, è stata per il big match dello scorso anno CMC Ravenna Fidia Padova. Vediamo se Padova saprà invertire la tradizione negativa che ha visto l'anno scorso la squadra bianconera in difficoltà con i romagnoli. Casa Modena che ospita l'Energy di San Giustino, tra l'altro ci sono novità, anzi notizie che parlano di un taglio probabile di Starovic all'opposto di San Giustino che si è infortunato gravemente e sembra che San Giustino stia tornando sul mercato per mettere un opposto importante. Questa è una notizia che riguarda direttamente anche la Fidia Padova, in quanto San Giustino è in questo momento alla pari in classifica proprio con la squadra di Montagnani. Tonno Callipo che ospita Itas Trento e chiude il quadro Marmilanza che ospita la M Roma Volley. E adesso parliamo di voi. Intanto ragazze state bene? Tutto a posto? Pinguino com'è? È simpatico? No, se vi dà fastidio, Benedetta, se ti dà fastidio lo facciamo andare via, eh? No, senti, piange il pinguino. Esedra Don Bosco, presidentissimo mi hanno detto, ti devo chiamarti. Ugo Forese. Non esageriamo. No. Basta presidente. Microfono vicino. Ascolta, voi siete una delle realtà storiche di Padova. Tra l'altro Sandro Camporese nasce da quelle parti anche fisicamente, no Sandro? Sì. Ci vuoi raccontare un po' di questa storia? Abbiamo una bella realtà lì, appunto, andiamo a Faltano, a Don Bosco, presso la scuola media Ruzzante, la palestra della scuola media Ruzzante. Abbiamo 85 ragazze che giocano appunto con noi. Passiamo il microfono, abbiamo un attimo di... Eccolo qua, una cosa velocissima. Eccoci. Abbiamo 85 ragazze che giocano, quindi abbiamo 5-6 divisioni, appunto partiamo dal mini volley. Poi abbiamo l'Under 12. Tagliamo la registrazione. Adesso sono finite le pile.
Beh, così torniamo all'Enderino, preparati di nuovo, Sì, domanda, se tutto va bene. Succede. Le pile di uno erano anche invertite. No, magari la parte iniziale la teniamo. Sì, riusciamo a fare uno stacco dove? Da loro parti. Parto dalla tua inquadratura. Tu cominci a parlare con Ah, ok. Ok, va bene. Allora parlo io con lui, allora io parlo direttamente lui. Presidente Ugo Forese. Ok? Va bene. Borile, Borile. No. Borile, Borile. Borile, Borile. La prossima trasmissione deve fare in diretta così siamo a posto. Magari sarebbe bello. Ma sai, non è con telefonate. Non è un grosso problema, nel senso che per loro è la stessa cosa. Non è un Prova microfoni. Prova. Prova, 1, 2, 3, prova. È un problema solo di orario, siccome noi andiamo in onda alle 22:30, loro per non possono tenere i tecnici qua. Sì, vai. 3, 2, 1, via. Allora, Presidente Ugo Forese, mi hanno detto di chiamarti Presidentissimo perché? Perché sei lì da tanti anni. Beh, sono 4-5 anni che rappresento come presidente, però sono da 10 anni, mi sa, che con le figlie, così. Quindi sono partito da normale accompagnatore a dirigente e adesso appunto... Parlaci un po' di questa società storica, quante ragazze avete? È una bella appunto realtà lì alla Paltana e siamo circa 85 ragazze, suddivise appunto in varie squadre ovviamente. Partiamo appunto dal mini volley, poi abbiamo una bella under 12, un under 13 altrettanto bella, una under 16, quest'anno appunto che è partita già col campionato, e dopo abbiamo la nostra appunto diamante che è la prima divisione, che l'anno scorso è salita dalla seconda, abbiamo andato appunto in prima, quindi con una bella soddisfazione, insomma. Avete una mascotta, l'abbiamo già citata più volte, è la più piccolina? Sì, la Benedetta sì, rappresenta il mini volley, quindi proprio le prime... Io non credo che lei voglia parlare, perché mi guarda, ma chi è che mi dice quanti anni ha? La mamma? 6 anni. 6 anni? 6 anni, prima elementare. Prima elementare, è già iniziato. Prendi pure il microfono, tu sei anche una... Dirigente accompagnatore del genitore accompagnatore del under 13. e tua figlia l'hai già instradata? Sì, è la quarta figlia che passa attraverso l'Esedra, per cui anche altre. Complimenti intanto, prima di tutto. Ascolta, che tipo di... Voi fate femminile? Prettamente femminile, diciamo che sono anche dei maschietti che cominciano col mini volley, fanno anche il 12, però dopo quando bisogna interrompere col misto non sono a sufficienza per fare una squadra, per cui muore lì insomma. Abbiamo proprio difficoltà col maschile. Purtroppo abbastanza diffuse tra l'altro sì, a questa età, no Presidente? Dopo nel stesso quartiere abbiamo l'Esedra Calcio che purtroppo ci prende tutti quanti i ragazzi e ce li porta via, ovviamente appunto, quindi la vicinanza. E cosa bisogna fare per tenere questi ragazzi che giocano a pallavolo? Dopo soffriamo un pochino perché abbiamo la palestra della Ruzzante, non è che sia proprio adattissima, non è tanto grande, quindi da tanto che premiamo un po' sul quartiere se arrivasse un'altra struttura. Comunque adesso il momento è un po' particolare, quindi non è che sia tanto facile avere un'altra struttura. Comunque noi ci proviamo da tempo. Hai parlato di prima squadra, abbiamo il secondo allenatore, Andrea Pravato. Buonasera a tutti. Ciao intanto. Ti dà fastidio l'Enderino? Lo facciamo andare via? Lascialo pure. No, perché va benissimo. Grazie Andrea. Puzza un po', no? Non è che ha l'ascella un po' pesante, no? No, perché se ti dà fastidio un attimo. Cioè. No. L'Enderino, lo vedo alle domeniche che vado a vedere le partite. Lo vedi alle domeniche? Sì. Dopo firma gli autografi alla fine, ha detto, eh? Sì, va bene. Sì, è diventato un personaggio. Ascolta, neopromossi in prima divisione, ambizioni di quest'anno, come siete... No, non siete partiti ancora, ma... Domani. Ecco, infatti. Domani sera abbiamo questo nuovo... Il gruppo è rimasto lo stesso? Avete cambiato ci sono dei 3 nuovi innesti, un palleggiatore, un opposto e niente, speriamo di andare bene quest'anno, insomma, da domani sera. Quando vi ho presentati mi ha detto io sono factotum, si chiama Carlo Fornasiero. Cosa significa fare il factotum all'Esedra Don Bosco? Praticamente fino all'anno scorso coadiuvavo un allenatore in terza divisione. La terza divisione si è persa, per cui pur di non allontanarmi dalla società mi occupo di un po' di tutto, dalle docce che si rompono. Le cose semplici, sì, magliette. Magliette, ma arbitro, dirigente arbitro, altre cose, insomma, ecco, così. Quello che serve. Tanto. Sì. Allora, io quando dico Esedra Don Bosco, Presidente Forese, mi viene spontaneo dire Pinuccia Nicolini. Certo, appunto, perché il nostro motore è proprio lei. Vogliamo, quindi... certo.
Vogliamo ricordare questa figura simbolo. Pensate appunto che dal 68 che lei appunto è partita con... C'era Sandro Camporese che aveva già 40 anni, Sandro, nel 68, per cui non... Lei poi appunto nel 68 quando è stata formata la nostra appunto società, quindi non sono passati di anni e tuttora è lei che coordina, che organizza... L'anima, il motore e anche l'anima. Sandro, tu la ricordi Pinuccia Nicolini? Chi non... Come si fanno a ricordare Pinuccia Nicolini? Che non è qui stasera proprio per motivi personali, peccato che ci sarebbe piaciuto... Quindi mi dicevi... No, ricordiamo che anche in quel quartiere nostro è nata una grandissima giocatrice che poi è emigrata, che è la Daniela Marini, che è stata capitana della nazionale femminile, è la moglie di Francesco Dall'Olio, per cui è un quartiere dove la pallavolo... Si respira. Quindi ragazzi abbiate... Chi è che vuole parlare della prima divisione di quelle due belle ragazze? Il capitano. Capitano non è che può andare a casa senza parlare. Buonasera. Quindi si respira un po' di aria di pallavolo dalle vostre parti? Sì, si sente questa tradizione? Sì, per quello sì. Quest'anno noi siamo una bella squadra, come ha detto il mio secondo allenatore, siamo rinnovate e ci aspettiamo di fare delle buone cose perché è da agosto che lavoriamo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissate, quindi siamo cariche. Liubo e vuole non sapere si dice per scaramanzia perché... No, ma devono essere dichiarati gli obiettivi, Liubo, certo, no? sempre. Qual è l'obiettivo? Salvezza. Siete ambiziosi. Ambiziosi alla Serie D. Bravi, così. Va bene, così è bello, no? Così. Ci stiamo preparando. Stiamo facendo stretching, lei, si va. No, tranquilla, quindi sentirti a tuo agio. Ascoltami, e con lo studio come fate? Con lo studio ci si organizza. Bisogna. Sì. Cioè noi, c'è anche la mia compagna qua, siamo a Padova, almeno questo, perché sennò se fossimo state... Però sì, si studia fino a sera tardi, si torna d'allenamento, si studia ancora. Adesso voglio sentire, voi sapete questo signore di chi è papà, vero? Ljubomir Travica, vi dice qualcosa Travica? Ah sì, beh. Ah sì, ecco, sarebbe papà del palleggiatore della nostra nazionale. Allora voglio sentire da lui, siccome sono parte in causa, lo chiedo sempre. Come hai vissuto gli anni delle superiori con Dragan, con gli allenamenti sempre più pressanti? Ma intanto lui da 14 anni è andato via da casa, per cui non ho perché non riusciva più a stare con te, l'hai stancato? Lui, no, quando è andato via da casa era l'unica cosa che mi doveva dire: se vai bene a scuola rimani, se no torni a casa. Unica cosa, e lui ha mantenuta questa promessa, è andato fino a fondo, anche ha avuto tante pressioni di andare a scuola privata, non ha mai accettato. Sono molto orgoglioso di quello che ha finito scuola regolare, con voti buoni, ottimi direi, compreso pallavolo che è arrivato dove è arrivato, però sicuramente, come diceva lei, si può fare tutto, questione di organizzazione. Credo che non esiste una cosa, noi in nostri tempi forse era ancora peggio, dove abbiamo fatto tutti quanti, sono pochi che non hanno finito università, di oggi parlare di università di sport di alto livello non si parla neanche, per cui credo che è questione di organizzazione. Sono molto contento quando sento persone che riescono a fare uno e altro. Credo che questa è una grande dote. Tu conosci Gigi Schiavon? Adesso vi dico, lo metto ogni volta, lo metto anche questa sera. Abbiamo chiesto a Gigi Schiavon come si concilia lo sport e lo studio. Vediamo cosa ci ha detto. La classifica degli interessi. Prima cosa, lo studio. Seconda cosa, la pallavolo. Terza cosa, niente. Quarta cosa, niente. Quinta cosa, niente. Sesta cosa, chitarra. Vabbè, quello che... È così. È così, non c'è niente. Gigi è un po' un cabarettista, però. No, ma è così. Deve essere così. Essere così. No, volevo dire che oltre al figlio, ricordiamolo, ha un altro parente che gioca... Sì, ha un altro parente, sì. Vogliamo ricordarlo. Sei il suocero? Come si dice? Il genero? Il suocero? Sai te cosa si dice? Di Savani, di Cristian Savani. Sì. Insomma, ma quando vi trovate parlate anche di qualcos'altro o di pallavolo sempre? Il problema è che ci troviamo molto poco, forse una massimo 2 volte all'anno, per cui di pallavolo alla fine non si parla. Stranamente però qualche volta mi piacerebbe parlare di pallavolo, però oggettivamente non c'è tempo fisico di farlo. Che dovete già raccontarvi le vostre cose. Per cui forse anche per fortuna, poi anche mio modo di essere in casa di pallavolo si parla poco o niente, soprattutto anche con mia moglie, mai lei
fa sapere cose in mia squadra da altri, non da me. Ecco, questo è perché io sono un po' particolare, perché non cerco di fare problemi della squadra, perché tante volte parenti possono magari dire una cosa in più d'altra parte che non della squadra. Tengo completamente fuori di tutte le cose. Tu, Lenderino, i tuoi problemi dove li tieni? Dentro al Pala Fabris? Ma tu dove dormi? Cioè dove vivi durante la settimana? Io vivo al Pala Fabris, nello stantino mio col ghiaccio e dopo anche un po'. Siete tu, Alessandro Latorre? Alessandro Latorre, tutti i ragazzi che si allenano. Io poi vado lì. E quando arrivano i concerti cosa fai? Lì sono cavoli amari perché tutti lavorano e io non ho più un posto dove andare. Ma balli anche ai concerti? Cioè ti chiamano ogni tanto nel palco o no? Sì, ieri ero lì con Bob Dylan. Tu e Bob Dylan insieme? Sì, ha fatto anche un pezzo, una solo di chitarra. Bravo Lenderino, mi raccomando. Adesso per tornare a casa ti porta a casa qualcuno o vai da solo? Sì, viene la cella frigorifera a prendermi e io vado lì dentro. Vabbè, è andata così questa sera. Allora, Lenderino, intanto grazie. Rimettiamo un po' di musica di Lenderino, così lo salutiamo con la musichina. Eccola qua. Ah, che bello. Facciamo un piccolo spot. Un applauso a Lenderino, ragazze. Fateglielo. Grazie Lenderino. Vado a ringraziare tutti gli ospiti. La Zeta Don Bosco, un altro applauso, ragazze. Grazie Presidente, grazie a Roberta Salasnic e tutti per essere stati qui con noi. Grazie Andrea Semenzzato, Centrale Fidi a Padova. Grazie, in bocca al lupo per le prossime partite. Sandrone Camporese, grazie, mi raccomando, tienili compatti. Grazie Sandro, l'applauso. Un grazie particolare, mi ha fatto veramente piacere. Lubo, quando vuoi, tu sai che questa è casa tua. Lupo a tutti. Grazie Lubo. E grazie soprattutto a uno dei tanti importanti soci della Pallavolo Padova, che siamo qui a parlare di questa squadra perché una sessantina di persone hanno deciso di tenere in piedi questa società. Grazie a Francesco Gerotto davvero per tutto quello che state facendo. Non ci sono appuntamenti questa fine settimana a livello sportivo, a livello tecnico, invece noi, se vorrete, come sempre, ci ritroviamo giovedì prossimo, 22:40, TV7 Tiriventa. Buonanotte.